è arrivato in Cadore, ho sentito che è la prima volta che viene in Cadore, almeno dalla sua portavoce, mi ha detto che è la prima volta. Cosa ne pensa di questo viaggio che ha fatto in mezzo alle nostre Dolomiti che sono simili alle vostre? Innanzitutto sono sempre Dolomiti e anch'io provengo da un comune, da un paese che diciamo con lo Sciglia ha una montagna delle Dolomiti e fa parte anche di questo patrimonio UNESCO delle quali fanno parte ovviamente anche le Dolomiti del Cadore. Sono dei posti splendidi, ovviamente è terra di montagna e mi viene subito in mente che da un lato ovviamente ci possiamo considerare fortunati a poter vivere in questa terra. Se lei allude diciamo, al regime di autonomia e alle prerogative, alle competenze che ha la provincia di Bolzano e invece non ha quella di Belluno, allora sappiamo che c'è dietro una lunga storia, la tutela delle minoranze linguistiche e così via. Io credo però che tutti i territori che sono in grado di gestire le proprie cose avrebbero il diritto a ottenere la stessa autonomia e per quello io l'ho detto anche al Presidente della Regione Zaia quando l'ho incontrato ieri, io sarò al suo fianco per chiedere che ci sia anche maggiore autonomia per le altre regioni del nord, perché io credo che queste riescono a dimostrare che quando gestiscono la propria cosa in autonomia, con un margine di autogoverno maggiore, sono una risorsa per il paese, non soltanto per il loro territorio ma anche per l'intero paese, perché contribuiranno di più se hanno la possibilità di lavorare in libertà. Io ho qualche dubbio, diciamo che noi come provincia di Bolzano, adesso mi riferisco proprio alla mia provincia, ci possiamo vedere una regione dolomitica proprio, perché abbiamo la nostra specialità anche per la situazione particolare che ci sono tre gruppi etnici, tre gruppi linguistici che convivono con un sistema molto particolare e anche complesso di tutela, la proporzionale per esempio nel pubblico impiego, le scuole che hanno un regime molto particolare. Allargare questo sistema a una macro regione forse crea più problemi che risolve. Invece sono del parere che va allargato il concetto di autonomia, il federalismo vero, dove l'autonomia vuol dire libertà ma soprattutto anche responsabilità, perché ci sono delle regioni autonome che non sanno amministrarsi, invece ci sono quelle del nord che sicuramente lo sanno e a loro secondo me spetta l'autonomia e io sicuramente difenderò anche le ragioni di queste regioni che non ce l'hanno ancora.